Oh, benvenuti. Questa è la versione live di Un caffè con l'esperto, la trasmissione che magari qualcuno di voi conoscerà e che si tiene di solito al Caffè Pedrocchi qui a Padova. Ci mancava appunto una versione live per seguire quelli che sono i temi d'attualità e attualità più che mai importante è quella dell'emergenza Covid-19. Oggi avremo una finestra aperta su questo tema sotto diversi aspetti. Intanto vi preannuncio che avremo un ospite importante. Verso le 16:30 ci collegheremo con l'assessore Emanuela Lazzarin, assessore alla sanità della Regione Veneto. Poi avremo tra poco ospite Alessandro Maso, che è responsabile della comunicazione di Giorgia Libero Onlus, che ha avuto un successo strepitoso nel intercettare la solidarietà di molti di noi in merito appunto a questo tema. E affronteremo poi anche l'aspetto legato alla riapertura delle attività con due professionisti del settore, gli avvocati Marco Battisti e Francesco Cecchinato, i quali ci chiariranno un po' le idee su questa che è la fase 2 dell'emergenza. Ma vediamo innanzitutto se abbiamo già in linea Alessandro Maso. Vediamo un po' se Alessandro è disponibile. Eccoci qua. Ciao Claudio e ciao ai tuoi telespettatori. Ben arrivato Alessandro, hai questo primato, sei il primo ospite della versione live di Un caffè con l'esperto, quindi Grazie, sono onorato. mi fa piacere condividerlo con un amico, insomma, questo primato legato ai social media. Allora, Alessandro, come ho detto poco fa, è responsabile di comunicazione dell'Onlus Giorgia Libero. Vogliamo intanto ricordare la figura di Giorgia, Alessandro? Sì, Giorgia è una ragazza che purtroppo è mancata 3 anni fa, 4 anni fa ormai, e una ragazza piena di vita che a soli 23 anni ci ha lasciati, ma ha lottato tantissimo contro uno dei tanti mali incurabili che purtroppo affliggono la nostra società. E lei era una persona fortissima e ha lottato soprattutto un po' come per la prima volta nei social network, mostrando tutto il suo periodo di cure e di lotte appunto per cercare di uscire da questo grande problema, e alla fine non ce l'ha fatta purtroppo, ma ha lasciato in tutti noi, ma soprattutto nel fidanzato Federico, la voglia di portare avanti il suo ricordo e il suo nome, cercando di fare del bene agli altri, e noi lo stiamo portando avanti da qualche anno a questa parte. Bene, beh, veniamo un attimo a quello che è il tema cioè veniamo ai giorni nostri, Alessandro. Certo. Come è nata questa vostra iniziativa? Voi avete lanciato una raccolta fondi per il reparto, a favore appunto del reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova, è così? Esattamente. Noi il 9 marzo, un po' per gioco, poche ore dopo che la Ferragni e Fedez hanno lanciato la loro raccolta fondi su GoFundMe, abbiamo deciso, è venuta l'idea a uno dei fondatori della Giorgia Libero Onlus di creare questa raccolta fondi con un obiettivo minimo che ci pareva già irraggiungibile all'epoca, che era di 5.000 euro. E diciamo che abbiamo agito un po' distinto, soprattutto coadiuvati dal fatto che abbiamo già finanziato altri progetti di ricerca in passato, quindi avevamo già un referente in ospedale che è il dottor Fabrizio Vianello, e niente, abbiamo appunto deciso di lanciare questa raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva, credendo che comunque fosse il reparto che più avesse bisogno in quel momento, vista l'emergenza che iniziava ad aggravarsi. E è nata un po', diciamo così, senza aspettative, ma subito dopo 24-48 ore diciamo che è esplosa come non ci immaginavamo, insomma. Infatti. Allora, lasciamo ancora un po' di suspense sulla cifra finale che avete raccolto, che vi posso garantire è decisamente strepitosa. Ma quali sono state le prime avvisaglie? Chi sono state le prime persone che si sono avvicinati? I più giovani, i meno giovani, le donne, gli uomini? Cioè, facci un po', come dire, un Una piccolo panoramica. quadro della situazione. Guarda, non ti nego che la cosa mi emoziona ancora, difatti mi viene un po' la pelle d'oca, perché la cosa più bella è stata vedere oltre 22-23 mila persone semplici di tutti i ceti sociali, di qualsiasi luogo, donare dai 5 euro fino alle centinaia di euro. Abbiamo avuto ragazzi giovanissimi che hanno messo
a disposizione i montepremi del Fantacalcio, per esempio. Abbiamo avuto tutte le squadre amatoriali del territorio che hanno preso il loro budget delle multe che ogni anno raccolgono per chi fa insomma qualcosa di sbagliato durante l'anno e l'hanno devoluto, per cui disoccupati che aspettavano lo stipendio per darci anche 10 euro, per cui è stata veramente una cosa travolgente di cui sinceramente andiamo orgogliosi, non tanto per la cifra, ma il fatto che abbiamo smosso persone che comunque non ci aspettavamo, insomma, che potessero conferire, insomma, anche una piccola somma nei confronti della nostra associazione. Insomma, c'è stata praticamente espressa una grande solidarietà, no, da parte dei veneti, ma anche non solo. Immagino che abbiate ricevuto come dire, gesti solidari in questo senso un po' da tutta Italia, è così? Assolutamente sì. Tramite noi siamo accreditati come raccolta fondi da Facebook, per cui dopo un processo abbastanza lungo che certifica chi può raccogliere fondi a scopo benefico. Non ti nego che ci sono arrivate donazioni anche dai paesi asiatici, dai paesi africani, di persone che magari aggregavano la raccolta fondi per i loro compleanni direttamente alla nostra. Abbiamo avuto anche una grossa azienda di cui mi fa piacere insomma fare il nome, che è Bata, e che tramite la loro associazione Friends of Bata ha donato 50.000 euro per appunto il reparto di terapia intensiva di Padova. Sì. Bene, ma come funziona una raccolta fondi? Ecco, diamo un'idea, uno spunto a chi volesse, ad esempio, attivarsi in questo senso. Intanto diciamo che su Facebook si possono solo raccogliere fondi a scopo benefico, innanzitutto. Assolutamente sì. Il processo è un po' lungo, nel senso che giustamente Facebook è una piattaforma con più di 1 miliardo di persone e accredita soltanto associazioni che possono certificare il loro reale scopo, che non sia il lucro fondamentalmente. Per cui abbiamo dovuto negli anni precedenti inviare certificati particolari per essere accreditati. Questo non ti nego che ha fatto un po' la differenza, anche perché come i tempi cambiano per le aziende, anche per le associazioni che insomma fanno del bene e tendono ad aiutare altre realtà, è importante essere social nella maniera giusta, non per sfruttare l'immagine a livello commerciale, ma proprio per accorciare le distanze tra il donatore e l'associazione fondamentalmente. È stata una cosa un po' particolare in questo caso, perché dopo averla aperta, giusto per spiegare un meccanismo per chi non lo conosce, Facebook, quando una persona dona, ti accredita i soldi dopo un mese rispetto alla donazione. Per cui noi siamo arrivati ai piani alti di Facebook, fortunatamente, e tramite qualche aggancio che avevo io ci hanno contattato dall'America, e oltre ad aver tenuto conto della nostra raccolta fondi come case history che loro pubblicano per i loro clienti, ma ci hanno dato la possibilità di ricevere i soldi un mese prima rispetto al normale accredito. Ecco. Questo è importante, questo è decisamente un segnale importante. E ora siamo pronti quasi per, se la regia mi assiste in questo senso, per svelare l'importo che è stato raccolto appunto da questa associazione in questa lodevolissima iniziativa. Un importo decisamente considerevole. Vi ricordo che all'inizio appunto Alessandro ci ha detto che eravate partiti con qual è il vostro budget? Allora, il nostro obiettivo era di 5.000 euro. Nel nostro gruppo non sapevamo se metterne 5 o 7, poi dicevamo va bene, il caso li mettiamo noi come associazioni se non arriviamo all'obiettivo, eccetera. Ecco Però alla qua, fine che appunto... appare questa cifra mostruosa, veramente complimenti ragazzi, è un segnale secondo me anche confortante per chi si occupa di solidarietà, anche di beneficenza in questo caso, perché si dimostra insomma che questi social media così tanto criminalizzati in altri casi, no? Perché a volte si parla anche in maniera pesante nei confronti di social media, ci siamo bevuti un po' il cervello, siamo sempre attaccati ai social, eccetera. Ebbene, questa iniziativa, questa testimonianza che Alessandro Maso ci sta facendo quest'oggi qui alla prima diretta live di Un caffè con l'esperto, è una testimonianza decisamente confortante e mi fa molto piacere appunto aver iniziato questo ciclo di dirette con la vostra associazione. Vediamo se abbiamo anche altri amici collegati con noi. Dovremmo avere gli avvocati Marco Battisti e
e l'avvocato Francesco Cecchinato. Vediamo un po' se riusciamo a collegarci. Perfetto, ecco, non è una rapina. Ecco, tanto buonasera avvocati. Naturalmente in ossequio a quella che è il tema principale di questa puntata, che è veramente quello di affrontare anche la fase 2 dell'emergenza Covid-19, abbiamo due professionisti del settore. Vi ripresento l'avvocato Marco Battisti alla sinistra. Buonasera. Perfetto, grazie avvocato. Intuiremo le sue fattezze andando direttamente sulla sua pagina Facebook a questo punto, e a destra invece abbiamo l'avvocato Francesco Cecchinato. I due avvocati si distinguono perché il primo si è occupato dei famosi famigerati DPCM, così avvocato. Sì, buonasera a tutti, buonasera, grazie per l'invito Claudio. Allora, possiamo darci del tu, perché cioè, è inutile che facciamo questo teatrino, insomma ci siamo conosciuti anche dietro le quinte, quindi mi fa molto piacere, anche perché proprio in tema di social media è giusto anche avvicinarsi, no? E quindi non avere questa distanza data da lei. Allora, caro Marco, questi DPCM del buon Giuseppe Conte hanno impensierito tantissimo gli imprenditori. Ecco, qual è stato il tuo ruolo in questo caso? Sì, allora noi come avvocati, come studio professionale qui che opera nella provincia di Padova soprattutto, ma anche a Vicenza, siamo stati molto vicini agli imprenditori, ai nostri clienti, per supportarli in questo periodo di emergenza epidemiologica tutt'oggi in corso, e soprattutto ci siamo confrontati con le reali problematiche che l'imprenditore si trovava a dover vivere e condividere dopo aver visionato i video del Presidente del Consiglio che anticipava quelli che erano poi i provvedimenti, quindi i decreti legge, i famosi DPCM, con i quali gli imprenditori si trovavano tutt'oggi a convivere. E quindi, insomma, di conseguenza, ma qual era la paura più grande che manifestavano i vostri clienti in questo caso? Certo. Sì, Claudio, allora sicuramente l'aspetto che ha preoccupato di più, soprattutto nella prima fase di emergenza epidemiologica, è stata quella della lettura e dell'interpretazione di una normativa complessa, ampia e talvolta poco chiara, dobbiamo anche essere onesti, e gli imprenditori chiaramente si trovavano il sabato sera, la domenica sera, a dover capire se poter aprire o non aprire lunedì la propria attività professionale. Chiaramente al primo posto per gli imprenditori è sempre stato il bisogno e la necessità di salvaguardare la salute dei propri dipendenti, chiaramente preservare la continuità aziendale nel massimo rispetto delle linee guida che venivano progressivamente pubblicate da parte delle autorità nazionali e poi regionali. Chiaramente l'imprenditore veneto soprattutto aveva interesse, aveva la volontà di continuare il proprio lavoro, consapevole di avere alle spalle dei dipendenti da dover pagare, e quindi c'era proprio questa volontà da parte dell'imprenditore veneto di voler lavorare. Molto spesso il problema principale è stato proprio quello di frenare questi imprenditori che purtroppo, bloccati dalle normative nazionali, non avevano la possibilità di aprire la propria attività produttiva. Ci sono stati clienti in realtà, Claudio, che hanno potuto lavorare durante tutto il periodo emergenziale, e altri clienti che purtroppo hanno dovuto interrompere o quantomeno sospendere l'attività produttiva. Legato a questo, chiaramente, una serie di problematiche giuridiche che si sono un po' paventate agli imprenditori, oltre a quella dell'interpretazione della normativa, sicuramente la gestione dei vari contratti in essere, contratti che possono avere varia natura, dai contratti di vendita, soprattutto anche internazionale molto spesso, contratti di appalto, i contratti di locazione ad uso commerciale piuttosto che abitativo. E sicuramente l'altra problematica fondamentale è stata l'esigenza di liquidità. L'esigenza di liquidità è un problema ben noto. È una problematica non solo degli imprenditori, ma direi un po' di tutti coloro, anche le piccole partite IVA, oppure anche gli stessi dipendenti di aziende che ancora attendono la cassa integrazione. Vorrei coinvolgere l'avvocato Cecchinato, Francesco Cecchinato, che in particolare invece si occupa di tutte le tematiche legate alla privacy. Ecco, in che modo l'imprenditore invece ha manifestato
allarmismo per quanto riguarda l'emergenza Covid-19 e nello specifico per quanto riguarda tutto ciò che ruota attorno alla privacy, Francesco? Ciao Claudio, grazie. Allora, dal punto di vista privacy sappiamo che tutto quello che riguarda la tutela del diritto alla salute molto spesso ha un riflesso diretto sulla tutela della riservatezza dei dati personali, quindi sul diritto alla privacy, che è anch'esso un diritto costituzionale a norma dell'articolo 2 della Costituzione, ricordiamo. Ecco, la tutela della privacy è presente nella normativa anticontagio Covid-19 e chiaramente questo ha impensierito gli imprenditori perché era un altro aspetto su cui avere a che fare oltre a quella che è la preminente tutela della salute. Ricordiamo tutte le misure previste nei protocolli condivisi il 14 marzo, 24 aprile, insomma, diversi aggiornamenti della normativa e tutte le misure inerenti alla misurazione della temperatura, visitatori a vario titolo dell'azienda e anche quello che riguarda la dichiarazione se i soggetti appunto che entravano in azienda al momento della riapertura avevano avuto dei contatti nei 14 giorni precedenti con soggetti positivi o erano transitati per zone a rischio. Tutto questo ha un riflesso, come dicevo, dal punto di vista privacy, perché prevede un trattamento di dati personali e prevede la necessità per l'imprenditore di rivedere complessivamente tutto il sistema privacy aziendale, informando con un'informativa specifica su quali sono i trattamenti che vengono eseguiti e con un aggiornamento del registro attività di trattamento, delle nomine a incaricato, eccetera, eccetera. Quindi c'è un lavoro che gli imprenditori hanno dovuto fare e che hanno fatto sempre molto bene per adeguare la parte privacy a quella che è le misure anticontagio. Scusami se ti interrompo, so che c'è una grande diatriba in corso, naturalmente diciamo, la domanda non è posta all'interlocutore adatto perché ci vorrebbe qualcuno che segue la materia proprio dei rapporti di lavoro, eccetera, ma so che c'è una grande diatriba in corso in merito alla questione INAIL, cioè in buona sostanza si ritiene, secondo l'INAIL, o almeno si riteneva, che chi venisse contagiato all'interno dell'ambiente di lavoro subisse un infortunio sul lavoro con tutte quante le problematiche annesse e connesse. E su questo aspetto naturalmente gli imprenditori hanno fatto quadrato, nel senso che diventa estremamente problematico garantire il posto di lavoro e garantire anche una responsabilità in questo senso. Molti imprenditori, proprio per cercare di contenere il più possibile il rischio di contagio all'interno dell'azienda, si sono rivolti alle aziende che forniscono i cosiddetti test rapidi, no? Per poter, il classico pungidito, per capirsi, no? Viene presa una goccia di sangue e si ha subito nell'arco di pochi minuti un risultato in termini di positività. Questo tipo di procedura richiede una privacy particolare, Francesco? Certo, il riflesso privacy esiste anche nei test sierologici, nei test rapidi. Tra l'altro, come giustamente indicavi, proprio uno dei motori che ha spinto gli imprenditori a un'attività proattiva all'interno dell'azienda per le misure anticontagio è proprio questa previsione dell'INAIL, tra l'altro anche da recente circolare, 29 maggio, sulla previsione del contagio in azienda come infortunio sul lavoro e tutti gli annessi e connessi, anche se, come giustamente indicavi, non è proprio la mia materia di elezione. E questo ha comportato la necessità per gli imprenditori di cercare di limitare il più possibile quelli che erano i rischi di contagio all'interno delle aziende e di rivolgersi non solo a dei progetti pilota anche della regione, come possono essere i progetti della regione Veneto per gli screening sierologici, ma anche a strutture private e pubbliche, magari che danno la possibilità di svolgere il test sierologico all'interno dell'azienda stessa. Ecco, più tardi avremo, scusami se ti interrompo, più tardi avremo in collegamento l'assessore Manuela Lanzarin, appunto chiederemo anche un po' lumi su questo studio pilota che è in corso. Ricordo invece per chi non
non lo sapesse di cosa si tratta, cioè abbiamo parlato di test, si parla di un sacco di test, no? Allora creiamo un po' una scaletta, no? C'è il test rapido, in cosa consiste il test rapido? Consiste in un pungidito, esatto, che estrae la famosa goccia di sangue, viene messa su una piastrina, in termine tecnico si chiama saponetta, questa piastrina, vengono apposte 2 gocce di reagente e si ha immediatamente nell'arco di pochi minuti il risultato, cioè positività, negatività, la presenza di anticorpi, i famosi IgG, che consentono di capire se il soggetto è stato a contatto con la malattia anche in forma direi asintomatica, oppure se ci sono gli IgM che stanno ad indicare un'infezione in corso. C'è una fase successiva, c'è il prelievo venoso da avambraccio, che in teoria è un livello leggermente superiore rispetto al test rapido, ma ha delle problematiche proprio legate al fatto di immaginate ad esempio di avere 300 operai di un'azienda che insieme vanno nel laboratorio a fare il prelievo, diventa veramente un po' complesso, mentre il test rapido si può risolvere naturalmente in azienda. Non è un test autodiagnostico, quindi non è che uno se lo può comprare e fare a casa tanto per capirsi, ma va fatto in azienda con la supervisione del medico del lavoro che segue l'azienda stessa o con appunto un operatore sanitario che è in grado di effettuare questo tipo di test. Nel caso emerga la positività, che cosa accade? Si viene indirizzati verso un percorso obbligato, in un certo senso, che è quello di una quarantena, diciamo, immediata, per poi essere sottoposti al tampone. Per fortuna in Veneto il tampone si ottiene nel giro di pochissimo tempo. Il tampone che deve confermare il risultato che è apparso durante il test. Ecco, ho fatto un piccolo quadro della situazione, giusto per chiarire a chi ci sta ascoltando come funziona la cosa. Quindi, ed ecco perché è importante che gli operatori, gli imprenditori si stiano rivolgendo a questo test rapido sul quale si sta facendo, si dicono anche delle cose inesatte. Io mi attengo a quello che dice il professor Galli, che penso non sia l'ultimo degli arrivati, il quale invece ha una grande fiducia nei confronti dei test rapidi, perché hanno una valenza epidemiologica molto importante, cioè è uno screening della popolazione. Cioè, potremmo anche evitare di farli e incrociare le dita o mettere la testa sotto la sabbia. Diciamo che il modo più prossimo per avvicinarsi ad una fotografia della situazione probabilmente è proprio utilizzare questo tipo di test. Volevo tornare un attimo invece ad Alessandro, se mi permettete, cari avvocati, vediamo se Alessandro è ancora collegato, perché volevo commentare con lui una foto, questo è un commento per la regia, la seconda foto, chiedo al regista di far vedere la seconda foto di Alessandro, che ci ha inviato poco fa, e che va a evidenziare, no, l'altra, ecco appunto, questa è la foto iniziale della campagna, no? Che purtroppo sì, la vediamo improvvisamente, ma cioè, è talmente piccola che non la riusciamo neanche a commentare. Vorrei vedere l'altra, se possibile. Vediamo un po', eccola qua. Ce la vuoi commentare, Alessandro? Sì, allora, dall'inizio della raccolta fondi, se posso fare una premessa, noi l'abbiamo aperta molto rapidamente, come spiegavo prima, tanto che all'interno del reparto di terapia intensiva molti hanno messo in dubbio inizialmente la cosa perché non se l'aspettavano, perché nessuno ha mai pensato a loro e quindi c'era chi ci conosceva che ci ha dato subito credibilità, ma ce n'erano altri che erano molto scettici. Alla fine la coordinatrice, insomma, ha rassicurato tutti che eravamo i referenti di questa raccolta fondi e quotidianamente noi li sentivamo, anche perché, insomma, ci facevano da filtro con la situazione all'interno del reparto, proprio per comunicare anche all'esterno quale fosse la situazione poi per raccomandare alle persone di stare a casa. Questa foto ce l'hanno inviata direttamente loro per appunto rassicurarci sul loro stato di salute e sul massimo impegno che si stavano mettendo, invitando poi la gente a stare a casa, per cui è stata una cosa molto piacevole, anche perché eravamo quasi un canale ufficiale ed affidabile per loro, per cui ecco, io so, che ha inorgoglito. Alessandro, io so che tu naturalmente li hai conosciuti di persona, no? Questi operatori, alcuni li hai anche intervistati, se non ricordo male. Ecco, che cosa ti hanno raccontato
di particolare? Allora, diciamo che appunto ho fatto un'intervista la settimana scorsa a una ragazza molto giovane di 28 anni che è rimasta coinvolta a suo modo nel reparto di terapia intensiva di Padova e ha detto fondamentalmente che anche loro inizialmente pensavano che non fosse qualcosa di così grave e non si aspettavano appunto un'ondata del genere e dopodiché hanno avuto appunto questa massa di ricoveri tutti da un giorno all'altro e non ti nego che mi hanno detto che si sono molto spaventati. Hanno fatto squadra perché si sono stimolate a vicenda durante i momenti difficili, che non sono pochi, anche perché loro rispetto a noi hanno dovuto mettere da parte la loro vita privata perché era tutto un giro ospedale, casa, senza vedere cari, perché ovviamente non potevano stare vicino insomma, a persone che non erano a contatto con l'ospedale. E la cosa che mi ha colpito sinceramente è che lei mi raccontava come una mattina entra in reparto e si trova questo ragazzo di 28 anni, quindi suo coetaneo, ed è rimasta di sasso perché diceva ma come non colpiva solo gli anziani, non era una cosa insomma perché aveva patologie, mentre il ragazzo potenzialmente stava benissimo prima. E quindi da lì insomma hanno passato un momento difficile, per fortuna il ragazzo ha recuperato, però ha capito che la situazione era molto più grave di quella che l'avevano descritta inizialmente. Adesso voglio dire, dai contatti che tu hai con questi, sarete rimasti in contatto, immagino, no? Con Certo, questi. assolutamente. Ecco, e com'è la situazione? La situazione è molto più gestibile, più tranquilla, diciamo che iniziano ad avere anche i turni di riposo, per cui sicuramente hanno tirato il fiato per più di 2 mesi e adesso insomma iniziano a smaltire un po' quelli che erano i ricoveri eccezionali e si ritorna un po' alla normalità. Sicuramente sono ancora su chi va là perché sono ben consci che il virus potrebbe potenzialmente tornare, per cui ci hanno detto di non illuderci, insomma, che la cosa sia finita. Sì, qui diciamo, ci sono delle tesi, no, in questi giorni proprio abbastanza, come dire, contrastanti, no? C'è chi teme la seconda ondata in autunno, chi addirittura è molto preoccupato dalle recenti manifestazioni che ci sono state, no? Con molto pubblico, molta presenza mi riferisco alla recente manifestazione del 2 giugno, mossa dal centrodestra e anche da altre in precedenza, oppure anche dalle affermazioni dello stesso Zangrillo, del professor Zangrillo, che dice insomma che secondo lui invece il virus è clinicamente morto e quindi in teoria si potrebbe stare forse tranquilli. Chi vivrà vedrà, e mai frase più, come dire, azzeccata, perché insomma questo è quanto. Voi che ne pensate, cari avvocati? Se siete come dire, un po' preoccupati da questo ritorno della semi-movida o così? Vediamo un attimo, insomma siete giovani, quindi di conseguenza vi coinvolgo anche non tanto per il vostro ruolo di professionisti, ma proprio per la vostra socialità. Beh, sicuramente preoccupati sì, bisogna avere tanta responsabilità e quindi confidiamo che poi tutte le persone possano avere una responsabilità proprio nei confronti dell'altro. È chiaro che una ricaduta sarebbe sicuramente pericolosa per tutti, in primis per la salute personale e per la salute dei propri familiari, e sicuramente poi una ricaduta economica già pesante e attuale sarebbe molto molto pericolosa. Chiaramente auspichiamo che lo Stato possa fornire gli aiuti immediati, chiari e precisi a tutti, soprattutto agli imprenditori che sono molto preoccupati per l'avvenire, anche se in realtà lo Stato si sta muovendo con delle misure a sostegno ad hoc proprio per cercare di sostenere gli imprenditori che sono stati particolarmente colpiti dall'emergenza. Ma la situazione qui in Veneto, dal punto di vista proprio della cassa integrazione oppure della ripresa delle attività, ecco, qual è il vostro, dateci un feedback, cioè qual è il sentore? Leggevo proprio stamattina che ci sono dei dati confortanti, sembra che la manifattura si stia riprendendo in maniera come dire, estremamente rassicurante rispetto a chi immaginava dei panorami terribili, no, per quanto riguarda la ripresa. Avete qualche vostro cliente che vi racconta, insomma, che ci dà qualche anche parola di conforto e di speranza in tal senso? Noi stiamo registrando
una gran voglia di ritorno alla normalità, una gran voglia di ritorno alla vita normale con la possibilità di dimenticarsi quello che è stato un periodo terribile sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dell'incertezza per i nostri clienti. Molti ci indicano proprio una molla di ripresa in questo, perché sia i loro rapporti economici che i loro fornitori, i loro clienti condividono la volontà di tornare a quella che era la realtà precedente al coronavirus. Quindi esiste questa, secondo noi, questa molla di questo rimbalzo derivante proprio dalla volontà di tutti di superare l'ostacolo, e in questo poi gli imprenditori sono bravissimi, proprio penso la vocazione dell'imprenditore. Beh, esatto, cioè, diciamo che far fronte alle difficoltà è nel loro DNA, fa pure rima. Ecco, coinvolgo anche Alessandro perché anche lui è un imprenditore, perché adesso l'abbiamo presentato come responsabile della comunicazione di questa Onlus, ma in realtà insomma si occupa di comunicazione a tutto tondo e anche in maniera professionale. Qual è la maggior differenza? Io così, permettendomi un attimo non dico di scherzare perché il tema non è opportuno, però dicevo la famosa AC e DC che vediamo, no, di solito in determinati articoli quando si va ad intendere prima di Cristo e dopo Cristo. Adesso la C e il DC si intenderà ante Covid e dopo Covid fondamentalmente, perché è veramente cambiato il mondo. Ecco, tu Alessandro, cosa intendi? Cioè, qual è la maggiore differenza che hai notato in questo periodo post-Covid rispetto alla tua esperienza precedente? Guarda Claudio, io da questo punto di vista posso raccontarti proprio un fatto che secondo me è molto curioso, ma anche molto reale. Durante i mesi di lockdown io stesso ho lavorato molto online facendo molte consulenze, perché tutto a un tratto imprenditori che mai si erano messi nel mondo online hanno capito che probabilmente era l'unica maniera poi per iniziare a promuoversi. Quindi tanti imprenditori nel panico che non sanno cosa significa appunto esporsi online e quindi parlare di brand o personal brand, che chiedevano come fare. E da quando si sono riaperte le aziende ho visto che molto pochi di questi che ritenevano appunto fondamentale riproporsi online sono effettivamente rimasti fedeli a quello che dicevano ed hanno continuato questo nuovo percorso. Tanti hanno abbandonato credendo appunto che fosse solo una fase momentanea, per cui io dico che è servito molto anche per digitalizzare, per educare insomma le aziende italiane che a livello appunto di digital sono indietro anni luce rispetto a tutta Europa, per cui purtroppo soffriamo tanto della mentalità dell'imprenditore veneto, soprattutto qui nel territorio, che si è fatto da solo insomma molti anni fa e quindi non riesce a comprendere come siano cambiati i tempi e come per essere appetibili all'estero soprattutto sia fondamentale avere una strategia digitale più che reale fondamentalmente. Alessandro, secondo te, ad esempio, l'ultima domanda e poi vi saluto perché è arrivata anche l'assessore Emanuele Lanzarin in collegamento. Secondo te, tutto questo florilegio di zoomate, di collegamenti, di conference call, insomma di chiamate, come stiamo facendo noi in questo momento, ecco, tu come lo interpreti? È una moda passeggera legata purtroppo all'emergenza o è entrato nel DNA aziendale per cui sarà questa la strada del prossimo futuro? Allora, io personalmente credo che ben pochi lo comprenderanno e comprenderanno le potenzialità di questa nuova fase, perché comunque con un'adeguata strategia si possono accorciare distanze, per cui io posso fare 10 riunioni al giorno tramite la videoconferenza anziché prendere 10 aerei, cosa che sarebbe impossibile, per cui chi è più furbo sinceramente sfrutterà a proprio vantaggio questo evento. Molti altri purtroppo rimarranno, secondo me, sotterrati perché noi riscontriamo molto magari il problema di chi non può fare più le fiere, che questo ricade su tantissimi settori e non sono in grado, capito, di riproporsi per cercare di trovare un'alternativa, ma le alternative ci sono, solo che vanno comprese e bisogna affidarsi anche a scelte magari coraggiose per attuare un cambiamento che in questo momento è fondamentale.
Bene, bene, grazie Alessandro. Rimanete un attimo in linea che vi faccio salutare l'assessore Manuela Lanzarin che spero sia collegata, se la vediamo. Sì, Ecco. buongiorno. Buongiorno Buongiorno. Assessore, mi fa molto piacere innanzitutto. Ecco, vedi caro Alessandro, a proposito dei vantaggi dati da questo nuovo modo di interagire con gli ospiti, se io avessi invitato l'assessore Lanzarin alla mia trasmissione al Caffè Pedrocchi, avrei dovuto prendere un appuntamento da qui al 2021 probabilmente. Così, Assessore? Insomma, da qui al 2021 no, però insomma un po' più di difficoltà. Invece oggi con questa tecnologia, se c'è qualcosa probabilmente che tutta questa vicenda ci lascia, è sicuramente una nuova modalità anche di lavoro e di approccio, insomma, che non è male. Ma lo sa, Assessore, che quasi quasi condivideremo lo stesso compleanno, perché noi oggi festeggiamo il compleanno di questa edizione live di Un Caffè con l'Esperto, perché questa è la prima puntata, e so che lei ha festeggiato il suo compleanno ieri, quindi Esatto. le facciamo tanti auguri, credo anche a nome degli altri ospiti. Se avete una domanda per l'assessore, è qui a vostra disposizione, altrimenti poi entriamo nel vivo della discussione. Qualcuno vuol porre una domanda? Beh, io posso chiedere, se posso Claudio, vorrei capire insomma se la pubblica amministrazione dopo diciamo, questo marasma insomma, che c'è stato negli ultimi mesi, se un rappresentante insomma, come l'assessore Lanzarin ritiene che la digitalizzazione della pubblica amministrazione sia un elemento non fondamentale ma obbligatorio. Ma sicuramente, cioè, nel senso noi ci siamo accorti, avevamo già iniziato un percorso, speriamo, di sanità con la dematerializzazione della ricetta, con il fascicolo elettronico, con adesso la telemedicina e quindi è fondamentale, io credo, è fondamentale soprattutto per accorciare le distanze, è fondamentale per andare sempre più vicino insomma alle esigenze del cittadino, quindi concordo su questo e quindi tutto quello che è legato alla digitalizzazione, a quelle che sono state le esperienze in questo caso per quanto riguarda la sanità, telemedicina, lo smart working, possiamo parlare anche di questo, adesso il sistema anche di comunicazione insomma che ormai noi stiamo facendo insomma da 3 mesi a questa parte senza più doverci spostare e quant'altro, insomma sono fondamentali. È chiaro che tutti questi sistemi devono avere però poi un sistema di digitalizzazione, di banda larga e quant'altro adeguato. Ecco, se gli avvocati invece hanno qualche quesito da porre all'assessore? Semplicemente dal nostro punto di vista di operatori tecnici, di operatori professionali del diritto che hanno abbiamo seguito appunto la collaborazione fra la normativa statale e la normativa regionale, volevamo dare atto anche dello sforzo fatto dalla Regione Veneto, che è visibile, per andare a approfondire molte volte anche quella che era la normativa e la paranormativa nazionale, anche col manuale operativo per la riapertura e con i progetti pilota che sono stati effettuati, adottati anche per i test sierologici. Tra breve affronteremo proprio, ci faremo spiegare esattamente in che cosa consiste questo studio pilota della Regione Veneto. Volevo chiedere all'avvocato Marco Battisti, tu ti sei occupato in particolar modo di far conciliare i CPM con quelle che erano anche le linee guida della Regione. Qual è stato il maggior ostacolo che hai incontrato in questa unione di intenti? Allora, sicuramente l'aspetto rilevante che abbiamo riscontrato poi nell'interpretazione delle varie normative nazionali, poi trascuse a livello regionale, è stata questo. Mentre la normativa nazionale molto spesso era una normativa poco chiara, la normativa invece regionale, dobbiamo assolutamente darne atto, è sempre stata una normativa molto concreta, anche facilmente intuibile da parte del cittadino e soprattutto dall'imprenditore. Poi ovviamente una normativa che sta lavorando molto, e questo ci tengo anche a dirlo in conclusione del nostro intervento, sta lavorando molto mi collego poi a quello che ha detto Alessandro prima, alla valorizzazione del prodotto e del territorio veneto, perché effettivamente anche la Regione stessa sta adottando una serie di misure volte a dare da un lato un cambio di strategia anche all'imprenditore veneto che
ha capito e sta capendo l'importanza di dotarsi di un'immagine anche nei confronti dell'estero diversa, e dall'altro con delle misure di sostegno volte proprio a valorizzare il prodotto e il territorio locale. Mi riferisco in particolar modo, anche se in realtà non è di attinenza dell'assessore alla sanità, ma ad esempio al bando che è stato pubblicato di recente proprio dalla Regione sulla valorizzazione dei luoghi storici del commercio. Un bando molto importante che però dà proprio l'idea di come la Regione voglia in qualche modo stimolare l'imprenditore, veneto in questo caso, ma non solo, a cambiare pagina, a confrontarsi con un mondo che sta andando ad una velocità raddoppiata rispetto all'Italia, ma sicuramente l'esempio del Veneto io credo sia da valorizzare e da estendere eventualmente all'Italia. Bene, caro assessore, come vede, cioè, non era preparato, qua, piovono complimenti, come dire, come se piovesse, vista la giornata. Allora, ringrazio gli avvocati Marco Battisti e Francesco Cecchinato. Se volete rimanere collegati, fatelo pure. Adesso entrerei nel vivo della conversazione e ringrazio anche Alessandro Maso, se vorrà rimanere collegato anche lui e fare qualche domanda più tardi lo potrà fare. E veniamo invece proprio al tema principale, che è questa fase 2, no, dell'emergenza Covid. Facciamo un po' il punto, facciamo la fotografia della regione sotto l'aspetto sanitario, assessore Lanzarin. Ma sì, allora la fotografia è che oggi noi vediamo i bollettini, anche quello di stamattina, tra poco arriverà quello delle 5 del pomeriggio, insomma l'andamento è un andamento oggi molto rassicurante, insomma un andamento che ha una piccola coda rispetto ai circa 12.000 tamponi che noi facciamo ogni giorno. Vediamo che ci sono 10, 9, 8 positivi, quindi insomma una parte minimale, quindi nonostante comunque una mole di tamponi molto importanti. Questo vuol dire che dalle riprese che ci sono state, quindi ricordiamole, ci sono state le riprese ancora nel mese di aprile con i codici Ateco, poi ci sono state le riprese il 4 di maggio, poi il 18 di maggio, e quindi era i 15 giorni dopo il 4 maggio e adesso i 15 giorni dopo il 18 di maggio erano fondamentali per capire appunto se liberi tutti o comunque le riaperture avrebbero portato invece la curva ad aumentare, a stabilizzarsi o a scendere. Abbiamo visto e stiamo vedendo che la curva sta scendendo lentamente, sta scendendo, si sta attestando, quindi la situazione, insomma, diciamo che è una situazione oggi, insomma, con un quadro molto delineato. Questo non vuol dire che siamo fuori dall'emergenza, ma vuol dire che sicuramente la fase più critica è passata, e vuol dire che anche i comportamenti lockdown hanno avuto dei risultati positivi, e vuol dire altrettanto che noi però dobbiamo tuttora, insomma, essere molto attenti, essere molto vigili, soprattutto per quanto riguarda le strutture ospedaliere sanitarie, quindi non so, gli ospedali, gli accessi agli ospedali con regole molto ferree, le case di riposo, le strutture per disabili e quant'altro, e poi dobbiamo mantenere le buone abitudini, quei comportamenti di responsabilità che abbiamo avuto finora, quindi l'utilizzo della mascherina anche se non è più obbligatoria all'esterno, l'igienizzazione delle mani, il distanziamento sociale. Senta, una domanda che molti si fanno proprio perché queste linee guida noi le abbiamo seguite, in particolar modo in Veneto, è una regione che viene additata come regione, come un esempio, no, da seguire sia per le scelte fatte dai propri amministratori, e credo che il governatore e anche la sua attività siano, come dire, oggetto di attenzione da parte un po' di tutti, di attenzioni favorevoli da parte di tutti, ma anche per il comportamento degli stessi cittadini veneti. Allora, questi cittadini veneti che si sono sempre comportati così in maniera adeguata si chiedono quando finirà l'emergenza, secondo lei, ad esempio? Ma è difficile dirlo, nel senso che l'emergenza finirà quando il virus sparirà, se sparirà il virus. Molti dicono, noi sappiamo che il coronavirus fa parte appunto di quella famiglia e come altri virus potrebbe sparire, è sparita la SARS, molti fanno questo esempio, oppure potrebbe esserci una coda, come molti dicono, insomma, in autunno, settembre, ottobre. Però è chiaro che l'esperienza che abbiamo maturato in questi 3 mesi, e quindi l'esperienza dell'approccio,
quindi come affrontare qualora ci dovesse essere una nuova ondata importante, quindi la parte territoriale, la parte domiciliare, la parte ospedaliera, quindi il potenziamento delle strutture ospedaliere, delle terapie intensive piuttosto che dei posti in pneumologia o semi-intensiva e quant'altro, ci troverebbe insomma, diciamo così, preparati, se così possiamo dire. E comunque noi abbiamo un sistema di biosorveglianza, l'abbiamo detto più volte, che è partito già dal primo giorno, quindi dal 21 di febbraio, la giornata in cui c'è stato il primo caso di VO, in cui appunto tramite una piattaforma informatica, tramite i nostri informatici dell'area sanità, insomma con questo sistema di biosorveglianza tutti i dipartimenti di prevenzione sono collegati e in maniera immediata, diciamo, contestuale, quando viene individuato un caso positivo, lo inseriscono in quella che è appunto questa piattaforma, viene geolocalizzato perché è allegato a un sistema anagrafico in cui viene geolocalizzato, quindi sappiamo dove si trova questa persona, che età ha, quali sono, e quindi possiamo ricostruire anche l'indagine epidemiologica dei propri contatti, anche se succede all'interno di una casa di riposo, quindi uso per uso, provincia per provincia, comune per comune. Questo ci permetterà anche, qualora ci dovesse essere dei focolai nuovi, una recrudescenza del virus, di riuscire anche in maniera molto chirurgica a chiudere, a bloccare, a fare dei sistemi di protezione rispetto a dei cluster che dovessero sorgere. Assessore, le faccio una domanda anche un po' personale, cioè qual è stato il momento più difficile dal punto di vista, durante questa emergenza Covid-19, dal punto di vista professionale e dal punto di vista personale? Ma io direi che il momento più difficile, a parte appunto l'immediatezza di quando abbiamo saputo dei due primi casi di VO e quindi diciamo, la serata del 21 in cui abbiamo capito insomma, che il virus era arrivato e che quindi non era qualcosa lontano come avevamo finora insomma, visto, che apparteneva alla Cina, insomma, che non ci avrebbe toccato e quant'altro. Però poi nei giorni successivi, se vi ricordate, insomma, c'è stato anche un susseguirsi di indicazioni, di informazioni, insomma tutto il contrario di tutto, non eravamo ancora insomma all'interno diciamo dell'emergenza vera e propria, l'OMS ha dichiarato la pandemia giorni successivi, quindi insomma eravamo ancora in un limbo di questo tipo. Invece la parte più sicuramente insomma difficile che io ho visto, che insomma ho vissuto, è stata quella dopo i primi 10 giorni, quando invece sicuramente i numeri cominciavano a crescere, c'era la paura che il sistema sanitario veneto non tenesse, c'era la Lombardia che era già andata in affanno in maniera molto forte, noi ci eravamo già adoperati per recuperare posti letto, siamo andati in cerca di respiratori come di mascherine ovunque, insomma alla fine siamo riusciti a recuperarli, a comprarli in Svizzera piuttosto che in altre parti, a dover quindi chiudere i blocchi operatori e allestire nei blocchi operatori terapie intensive eccetera, e lì è stato il momento in cui insomma c'era la paura che fossimo travolti da un'ondata, però questo non è successo e se mi permette non è successo perché ha funzionato molto bene il collegamento con il territorio e quindi siamo riusciti ad intercettare molte persone nella fase iniziale con i primi sintomi e curarle a casa, quindi evitando anche probabilmente un accesso indiscriminato, incontrollato e che avrebbe reso molto difficile anche in ospedale in pronto soccorso. Qualche suo collega, qualche assessore alla sanità delle varie regioni d'Italia, per caso l'ha interpellata nei giorni scorsi? Ma noi ci sentiamo spesso insomma con gli altri assessori, ci troviamo anche per la commissione sanità, ne abbiamo fatta una anche il mercoledì mattina in cui abbiamo parlato anche di vaccinazioni, dell'antinfluenzale, di come affrontare la fase 2, quella col territorio e tutto il resto. Poi in questi mesi, devo dire la verità, più di qualche collega mi ha interpellata perché noi che siamo, il Veneto è sempre stato un po' additato come l'esempio insomma dei tanti tamponi e quindi siamo riusciti fin dall'inizio a fare tanti tamponi con, ci ricordiamo, la decisione presa dal governatore Zaia di fare i tamponi la sera stessa a voi 3.300 abitanti, quindi è diventato... Decisione fuori legge cosiddetta, no? Perché eravate fuori legge. No, quella volta è stata presa una decisione che non rispettava sicuramente quelli che erano i dettami che arrivavano dall'ISS o dall'OMS, perché ci dicevano i tamponi vanno fatti solo a chi ha sintomi e ritorna dalla Cina o da una zona infetta. Chiaramente a Vomica quasi nessuno era tornato dalla Cina, quindi, c'era anche chi non aveva sintomi e lì ci ha permesso di scoprire anche i famosi asintomatici, che sono una parte molto importante. E in tutto questo quindi noi siamo riconosciuti insomma come sicuramente
la regione che ha fatto più tamponi, siamo arrivati già, mi sembra, ai 700.000 tamponi circa, o siamo vicini, insomma, sul dato di oggi non lo ricordo. I miei colleghi sicuramente mi hanno chiamato a più riprese per capire come abbiamo fatto, come siamo riusciti, e per poi, insomma, anche loro, insomma, intraprendere questa strada. Infatti oggi, se vediamo, le regioni fanno molti più tamponi, tutte le regioni, rispetto al primo mese. Tra l'altro voi avete anche introdotto la famosa cura con il plasma, no? Attraverso il plasma, che però si differenzia rispetto allo studio che è emerso in questi giorni, perché il vostro è uno studio, voglio dire, una ricerca fatta su soggetti debilitati fortemente rispetto all'altro studio nazionale di cui si parla in questi giorni. È così, Assessore? Allora, noi siamo inseriti in una sperimentazione nazionale assieme ad altre 2 strutture, in cui appunto l'Università di Padova, con poi anche l'Università di Padova, e quindi l'azienda ospedaliera di Padova e anche l'azienda ospedaliera di Verona in questo caso, insomma, stanno un po' portando avanti. Sono stati seguiti con il plasma 23 pazienti che erano soprattutto ricoverati in terapia intensiva e semi-intensiva a Padova, quindi pazienti, diciamo, che avevano un quadro clinico ben definito e anche abbastanza, insomma, avanzato, e i risultati sono stati dei risultati incoraggianti. Da lì quindi è partita la volontà della famosa banca del plasma, ossia di richiamare tutte le persone che avevano avuto il coronavirus e oggi sono guarite, e chiedere a questi in maniera volontaria se erano disponibili a donare il plasma, in modo, chiaramente noi sappiamo che non tutto il plasma è plasma utilizzabile per poi curare pazienti, insomma, malati di coronavirus, perché bisogna avere maturato gli anticorpi, però abbiamo ritenuto appunto di fare questa operazione, di richiamare appunto tutte le persone che sono state malate in questi mesi e chiedere a loro la disponibilità di donare il plasma, in modo da lavorarlo, fare un magazzino, una banca del plasma, ed essere pronti qualora ci sia un ritorno di questa pandemia, di questa epidemia. Assessore o assessora? Preferisce essere chiamata assessore? Assessore Lazzarin, in un minuto ci dice, poi cediamo lo spazio anche al prossimo ospite e non abusiamo del suo tempo prezioso, ci dice in un minuto in che cosa consiste lo studio pilota che avete avviato in questi giorni? Lo studio pilota? Quello legato alle aziende, ai test sierologici che vengono... capito. No, allora noi abbiamo iniziato già da un po' di tempo, nel senso che noi quando sono stati emanati con le prime riaperture con i codici Ateco, abbiamo fatto tutta un'operazione assieme alle parti sociali, prendendo spunto da quelli che erano le linee guida nazionali, dagli accordi con le parti sociali che sono stati siglati a livello nazionale, e poi anche con delle linee guida regionali. Abbiamo inserito un progetto pilota per quanto riguarda le aziende che avevano la possibilità di riaprire, e in quel momento abbiamo avuto 8 aziende circa del Padovano per 1.200 dipendenti. A questi 1.200 dipendenti sono stati fatti appunto i test, i tamponi, e sono risultati solo 4 positivi su 1.200 dipendenti, quindi una percentuale bassissima, il 0,4%. Chiaramente questi soggetti sono stati poi inseriti nel sistema di biosorveglianza regionale. Siccome abbiamo avuto tante richieste di adesione a questo progetto pilota, l'abbiamo allargato, e oggi abbiamo una 70ina di ditte in tutte le province del Veneto per circa 13.000 dipendenti lavoratori, a cui le singole aziende stanno facendo questi test, e quindi avremo anche una banca molto importante, diciamo una categoria ben definita, per capire quanto il virus e se il virus si è diffuso. Ecco, ad esempio, oggi dovevamo anche avere ospite l'assessore all'Emilia Romagna Donini, che lei probabilmente conoscerà senz'altro, e loro ad esempio in Emilia Romagna hanno indicato un protocollo che prevede 2 test rapidi in rapida successione, cioè a distanza di 15-20 giorni, e nel caso poi si trovi una positività si passa direttamente al tampone. Questo è un protocollo che potrà ad esempio essere intrapreso anche qui in Veneto, secondo lei? Allora, noi abbiamo questi protocolli in Veneto. Allora, noi abbiamo dei soggetti che sono finalizzati a
allo screening, e quindi quando noi parliamo di screening e di diagnosi facciamo una distinzione. Lo screening lo facciamo col test rapido e poi la diagnosi si può fare solo con il tampone nasofaringeo. Esatto. Solo per il tampone nasofaringeo. Noi in questo screening abbiamo chiaramente individuato molte categorie, perché abbiamo fatto i farmacisti, le forze dell'ordine, abbiamo fatto i volontari della protezione civile non solo che hanno lavorato in questa emergenza, insomma abbiamo allargato molto. Mentre per quanto riguarda i soggetti che sono quelli più a contatto, più a rischio, oppure di quelle strutture più vulnerabili, che sono tutta la parte ospedaliera, tutta la parte extra ospedaliera, quelli che vengono ricoverati ogni giorno nei nostri ospedali eccetera, facciamo il tampone. Per quanto riguarda la parte sanitaria, quindi il personale degli ospedali, facciamo il tampone ogni 10 giorni e il test serologico. Per quanto riguarda invece la parte extra ospedaliera, le case di riposo, le strutture per disabili eccetera, noi facciamo il tampone ogni 20 giorni e ogni 10 giorni il test serologico, e questo lo stiamo continuando a fare da 2 mesi a sta parte. Bene, grazie del suo intervento, Assessore Emanuela Lanzarin, mi ha fatto molto piacere, l'aspetto al Pedrocchi per il famoso caffè dal vivo a questo punto, e mi farà molto piacere anche se accetterà degli altri inviti comunque sempre su questa piattaforma live nei prossimi giorni, perché ci farebbe piacere tenere aggiornato appunto chi ci segue attraverso le parole dell'Assessore Lanzarin. Grazie a voi e buona continuazione. Grazie. Ora avremo ospite invece un imprenditore che ha riconvertito parte della propria produzione in base appunto all'emergenza Covid-19. Dovrebbe essere collegato con noi Manuel Petrucci. Vediamo un po' se c'è Manuel. Eccoci qua. Eccoci. Caro Manuel, buonasera a tutti. Benvenuto. Grazie mille, allora, grazie. Abbiamo rubato un po' di tempo allo spazio a tua disposizione perché con l'ospite precedente, come vedi, abbiamo toccato dei temi decisamente importanti. Manuel Petrucci è responsabile marketing e comunicazione soprattutto dell'azienda Krups. L'azienda Krups è un'azienda che si distingue per una grande professionalità in un settore che è quello appunto delle lavastoviglie e dell'attrezzatura per bar, ristoranti in generale, no Manuel? Esatto, lavaggio professionale, sì. Noi oramai da oltre 55 anni ci occupiamo di lavaggio professionale, quindi prendiamo in considerazione tutte le lavastoviglie che si trovano in bar, ristoranti, mense, quindi dalla piccola lavatazzine del bar sotto casa fino alle grandi lavaoggetti che si trovano anche nei laboratori di pasticceria o laboratori alimentari, passando per la lavastoviglie a capotta dei ristoranti o delle mense. Quindi abbiamo un pacchetto completo per il lavaggio professionale. Ecco, non fatevi ingannare dal nome Krups, in realtà dietro questa azienda c'è la famiglia Scanavin, una famiglia dalle solide radici venete e che ha saputo in pochi anni insomma, diventare leader un po' nel proprio settore. Allora, che cosa vi ha suggerito questa emergenza Covid, Manuel? Allora, noi ci siamo ritrovati, come tutti, giustamente, in quarantena, e nella prima fase di lockdown ci siamo subito chiesti come avremmo potuto dare anche noi il nostro contributo. Vedevamo che tante aziende hanno riconvertito la produzione facendo mascherine, facendo guanti, producendo i camici, e come abbiamo detto il nostro nome è tedesco, ma il cuore è padovano e veneto, e quindi volevamo dare un contributo al sistema sanitario, al nostro sistema sanitario. Qui abbiamo iniziato quindi a interrogarci su cosa avremmo potuto fare, e dopo un paio di ragionamenti abbiamo detto ok, abbiamo 50 anni di esperienza nel lavaggio professionale, abbiamo pensato agli zoccoli, alle calzature che utilizzano tutti i professionisti del settore sanitario. Nessuno si è preoccupato di quanta sporcizia e quanti batteri possono essere trasportati tra un ambiente e l'altro, tra un reparto e l'altro. Anche perché di solito per evitare questo, ad esempio, si utilizzavano quelle specie di cuffiette per le calzature, no? Cioè, non so, si indossavano. Esatto. E quindi, esattamente. E quindi c'era anche mentre i pazienti che vengono trattati in terapia intensiva ovviamente vengono serviti da un personale super protetto, abbiamo pensato però anche agli altri reparti, abbiamo pensato che comunque chi è affetto da Covid passa comunque per un pronto soccorso,
e magari chi è in degenza è in un settore ovviamente differente rispetto a chi è in terapia intensiva. Ed abbiamo proprio pensato a tutti i passaggi che ci sono tra un ambiente e l'altro, tra un ambulatorio e l'altro, tra un reparto e un altro. E di qui è nata la voglia di poter fare qualcosa di utile per il nostro sistema. Quindi Manuel, vediamo se ho capito, cioè voi vi siete inventati una macchina che, cioè invece che una lavastoviglie, una lavazoccoli in buona sostanza, è così? Esattamente. Il prodotto sul mercato esiste già, è uno strumento medicale. Noi abbiamo fatto una strumentazione in grado di lavare e di igienizzare gli zoccoli, anche se non è prettamente uno strumento medicale, anche perché pensiamo che questo progetto è nato in una settimana in cui eravamo tutti a casa con un portatile e quindi anche riuscire a coordinare tutti i vari reparti, soprattutto quello della progettazione, è stato veramente uno sforzo impegnativo. La nostra riconversione è stata fare un qualcosa che non avevamo mai fatto prima, perché noi abbiamo sempre trattato stoviglie, piatti, bicchieri, quindi ci siamo riconvertiti su un mercato differente per dare un contributo. Infatti Clean Lab non è stata lanciata sul mercato, ma è stata donata a vari presidi ospedalieri. Ecco, esattamente, forse tra un po' riusciremo anche a vedere la foto di questa macchina. E intanto voi l'avete donata, ecco, cioè, chiariamo subito questo aspetto. Esattamente, sì. A quante strutture ospedaliere? Allora, noi siamo partiti qua nel territorio, perché ovviamente l'obiettivo era aiutare il territorio veneto, e la prima donazione è stata effettuata al presidio ospedaliero di Campo San Piero, dopo aver ottenuto l'ok della regione e di Azienda Zero. Quindi questo è stato il passo fondamentale per muovere tutto. Poi ci siamo spostati alla città di Crema. Tutti ci hanno chiesto come mai la città di Crema. La città di Crema in questi giorni è diventata, tra virgolette, famosa per il grande supporto a livello internazionale che c'è stato tra diverse organizzazioni. La Crema è stato istituito un ospedale da campo, quindi collaborazione dell'esercito, ed è dove poi sono arrivati i medici di Cuba, medici ed infermieri da Cuba, per aiutare il nostro popolo. E quindi abbiamo pensato che quello era veramente il punto nevralgico della collaborazione tra diverse organizzazioni, e quindi abbiamo deciso di cercare di dare una mano anche a loro. Allora, 2 domande proprio brevissime, poi ci salutiamo, Manuel. La prima è: quante paia di zoccoli ci stanno in una lavazoccoli? Tanto per Allora, riusciamo a farne 140 in un'ora. 140 in un'ora? E poi... Esattamente, sì. Il primo prototipo era di 70, perché ovviamente fatto in casa, senza poter entrare in azienda, era complicato. Ma uno come fa a riconoscere i propri? Cioè, voglio dire, cioè, li dividete anche in base al numero? Cioè, come funziona? Sì, assolutamente. Noi abbiamo studiato un cesto in grado di lavarne fino a 140, poi ogni zoccolo sotto alla sua numerazione. Quello che però succede, la parte più personale, in realtà è quella delle solette, che però vengono lavate separatamente. Separatamente. Quindi diciamo che lo zoccolo un po' viene visto come potrebbe essere un coltello in una cucina, è utilizzabile da vari operatori. La cosa che è importante è renderlo igienizzato, fare in modo che tra un servizio e l'altro si possa igienizzare lo zoccolo e la calzatura. Che temperature si raggiungono? Si raggiungono gli 80 gradi. 80 gradi, bene. 80 gradi, poi dipende ovviamente dal livello di resistenza della calzatura, però sappiamo che il Covid già da 63 gradi riesce ad essere debellato. Vabbè, una risposta flash: pensate di metterla in produzione questa macchina o rimane così un gesto di solidarietà? Sì, allora pensiamo di metterla in produzione, ovviamente stiamo affrontando test molto più specifici, anche grazie a varie aziende, per vedere se poi potrà diventare un dispositivo medico. C'è chi già l'ha voluta acquistare per fare loro stessi degli interventi di donazione presso gli ospedali, quindi anche l'ospedale di Brescia adesso ne ha una.
Vedete che gli esempi positivi contagiano e questo è un tipo di contagio estremamente favorevole, non come quello del Covid. Grazie Manuel Petrucci, un saluto alla famiglia Scanabin e alla loro Krups e grazie a tutti voi che avete seguito questa prima edizione live di Un caffè con l'esperto e io vi aspetto qui appunto su questi schermi, tra virgolette, a breve. Alla prossima!